La circolare è partita in mattinata dagli uffici della prefettura di Treviso. Destinazione: tutti i sindaci, il presidente della provincia, la Croce Rossa e le forze dell'ordine. Una comunicazione urgentissima, come si legge, perché nelle prossime ore, oltre alle decine di rifugiati appena approdati, altri 130 sbarcheranno nella Marca. E per 80 di questi finora non è stato trovato un posto. L'emergenza continua e si attendono disposizioni da Venezia, punto focale per lo snodo della macchina dell'accoglienza. Ma i profughi vengono smistati regolarmente da Roma in tutte le città italiane, nelle regioni, in base alle quote assegnate. E con il passare delle ore prende corpo l'ipotesi di attrezzare caserme come hub di smistamento. Per hub di Treviso non è previsto nulla. Leggendo sui giornali noi non abbiamo nessun tipo di indicazione. Non è arrivata nessuna indicazione dalla prefettura? No, il premesso che l'hub non lo decide la prefettura né Venezia né Treviso, ma è Roma che dovrebbe decidere. E Roma, pare, deciderà, ma per ora nessuna indicazione ufficiale. In buona sostanza gli hub saranno centri di identificazione dove far soggiornare gli stranieri alcune ore per poi inserirli nella macchina di accoglienza del territorio. Palestre, caserme dismesse, ma forse anche operative, visto che per 80 dei 130 in arrivo un posto non c'è. La prefettura avverte saranno collocati in spazi pubblici della provincia a partire dal capoluogo e che ogni sforzo deve essere profuso per una sistemazione dignitosa.